non ci vedi, niente più guai e malinconia, un sorrisetto e tira via, buona fortuna a te, a te. Avanti signore e signore da questa parte, acquistate lo sciosciò portafortuna, l'ultimo ritrovato della tecnica partenopea, signori. Come vedete si tratta di un semplice sicchiettiello, che volgarmente detto in dialetto italiano significa secchiello. Dentro ci si mette un poco di incenso per dire meglio incenso, si appiccia con un micciariello, cioè un cerino, e si va a fare il fumo. Si muove da questa parte in questa maniera, è bello che è fatto il portafortuna. Lo scaccia pensieri, lo scaccia malocchio. Se il malocchio l'ho levato da torno a voi e lo mandate magari della casa del vicino, se questo vicino è un poco antipatico e vi dà fastidio perché tiene la radio accesa tutta la giornata a tutto volume, signore e signori. Voglio fare una bella incenziata a chi ha pagato e a chi non ha pagato. Una bella incenziatella la voglio fare a quella signora Rossurella che sta settata sopra la siggioletta. Venite, signora Rossurella. Io vengo da sola. Attenzione da questa parte, signora. Attenzione. Grazie. Attenzione, cara Quanto è caruccio, quanto è bello. Mi piace, signore, lo sciosciò? Tanto. Dite la E verità. questo come si fa per farlo funzionare? Con la corrente industriale? No, che corrente industriale, signore. No. Questo si mette una carbonella accesa. Ho capito. Si piglia un cerino, si appiccia un poco di ciuscio di vento, così, in modo per fare la fumata. E lo sciosciò è preparato. Ma quanto è bello, quanto è grazioso. Sta scoppiando? No, non lo fa impressione. l'avete pigliata per la bocca. Quanto è bella, è carina, è un piaciuta, amore, signora? È un ma è di uno chic enorme. È delizia, non è Ma io vero. ci penso io a questo. Sì. Io ma questo me lo piglio. Sapete dove me lo lancio? Piano, che ci stanno le signore, che volete fare male? Ma no, che avete capito? Io ve lo lancio nel mondo, nel gran mondo, perché io vivo nel mondo, io sto nel mondo. Perché io non sto nel mondo, dove mi avete trovato? Sotterrato, mi avete trovato tisica, signora No, mia. mamma mia, siete di un cantore fantastico. Sono di un cantore Ma ve l'ho fantastico. detto il gran mondo, l'alta società, l'elite. Ma perché voi vivete nell'elite? E come no, è È naturale. naturale, Questo è signora molto importante. Mi piace, signora? Io viaggio in continuazione. Sì. Io vado e vengo da Londra, Monte Carlo. Sono un poco cosmopolitica. Ho capito, una specie di corriere espresso, consegna pacchi a domicilio, capisco benissimo. Come siete verginali. Oh, sono virginale, quanto è sì, simpatico. io devo viaggiare perché fa molto internazionale. Ho capito. Tante volte mi scoccio, ma lo devo fare per forza. Ho capito, tutte le settimane succede questo. Ogni settimana, ogni 10 giorni io vado a Parigi. A Parigi? È necessario. Oh, devo vorrei andare a andare a Parigi, Parigi. bello, Ma io Parigi, devo andare per forza. E perché, signora? Sì, per le pulizie personali. Ma perché il bagno a casa vostra non ce l'avete, signora? Ma no, mamma allora mia, perché come andate a Parigi siete per le pulizie? candido! Ma sono candido, ma sono candido. Le pulizie personali, voglio intendere, poi non tenevo un bagno. perciò È mai volevo- possibile? volevo pentire, Vi immaginate volevo a me pentire. senza un bagno? Non avrei Ma io ho potuto. detto una cattiva parola, non ho capito, un bagno, ma fate impressione un bagno, Non signora. mi fate ridere che si fanno le rughe. Non ridete, Vi non ridete, prego, vi prego, non mi lasciate fate stare, ridere. non ridete, non Devo ridete. andare a Parigi, vi dicevo, per il machiaggio. Ah, il trucco, È ho capito, ho naturale, capito. le tinture, tutto quell'inguente che si mettono in faccia, quello è importante. Parigi è vero, Per una questo è signora è stato a molto Parigi, importante. giustissimo, La tintura dei capelli. Anche. Ma ditemi un po', come anche? È molto importante. Posso stare una settimana intera sempre con la stessa tinta di capelli? No, e non è possibile, no. Che figura Oh, faccio? si capisce, come no. Ogni 7-8 giorni devo cambiare tinta, a seconda del vestito, della toilette. Il vestito verde e i capelli verdi. Bene, ho capito. bene, i guanti gialli, i capelli rossi. I capelli rossi. Si capisce? Io Giallo devo e rosso vanno intonare. benissimo, come Io no? sto bene, Bene, bella sto. sta. Le ciglia? Ah. Mi devo mettere le ciglia. Anche Dove? le A ciglia. Parigi, A guarda. mettere le ciglia. Queste sono nuove, queste non sono vostre. Vuoi vedere? No, non tirate, amico mio. 30.000 lire queste qua. Scusate, abbiate Scusate. non lo Qua, so. vedete, non c'è un pelo mio. Si vede, sono tutti peli parigini, si vede benissimo. Tutto, io tutto. Quando mi occorre una cosa, vada la plastica, Ah, dove la beh. faccio? Ah. Ditemi voi. Anche la plastica? Anche la plastica. Ah, perché fate pure la Ma plastica? è naturale, posso stare. Per esempio, domani io devo andare a un ricevimento, vado con una faccia tanta. No. Faccio fare una faccia piccola piccola. Già, un Sì. faccia piccola, Un da ricevimento, è ricevimento. vero, un po' di ambiente piccolino, una faccia Una faccia piccola. piccola. Se no, dove L'ambiente è vado? grande, una bella la faccia faccia grande. grande. E chi di là me la fanno subito? Fanno capito. certe facce a Parigi che no. Sì. Ah, buona magnificente. No, non lo Io capisco. vado là, io tengo una che fa i plastica che è un amore. Io dico, per favore, va, togliamo questa e mi faccio lavare. Questa qua, un naso così, oi. Le braccia così, capi morti. Sto benissimo, è importante, Bene, è come no. importante, Lo caro capisco, caro signore. signore. Allora, adesso dovete venire via con me, eh? No, è che venga a farlo no, pure, come
a Parigi, ma per fare plastica. No, ma no, a Parigi vi porto via con me, qua non state bene, qua non vanno capito, per carità. Vi voglio portare al nord farete un successone, ve l'assicuro, sì. Andiamo, a Monte Napoleone, andiamoci. Questa è l'area di montagna, mi fa male, ma che vogliamo? No, che avete capito, mamma mia, come siete rurali. Ma sono rurale, amore. Come siete rurali. Me lo sto dicendo, voi avete bisogno di essere lanciato ed io vi lancio, e là è l'unica cosa, il mio ambiente, l'alta società, e poi dobbiamo pensare a lanciare la canzone quanto è bellina. La canzone mia. Quella che avete cantato prima, mi è piaciuta. È tanto bella, e per lanciarla la dobbiamo dare in indovinacchi, l'ho pensata, a te direi, no? È l'unico, come fa? No, dobbiamo ingentilirla un po', deve essere una cosa molto chic, molto fine, molto elegante, deve essere molto chic. Come mette a cantare bravo, vedete, così deve essere. Fatemi vedere, vedete troppo amaragliella, ma che re, mamma mia. L'hanno data, ma come non so, ma mi sembrate Napoleone combinata così. E poi queste code si dovrebbero tagliare, le code, no, io vi taglio le code. Ma pigliate per un cane, ma che ve le taglio le code, questo non ci vuole assolutamente. I calzoni li vorrei molto corti, le maniche, la camicia, si deve vedere la camicia, sta cravatta corta non mi piace, ci vuole lunga, fatemi vedere i capelli, troppi capelli, a dove volete dire? Qua ci vuole la palla di biliardo. Così si usa la camatella, fatemi vedere, ci siamo? Molto jazz! Sì, ciucciui, e fatemi fuori di casa mia, trovate un'altra compagnia, non ti voglio ingiungere, sai, ciucciui, ma che guardare con quell'offensa, ma te ne